Buonasera dal TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Morta a Mazara del Vallo Maria Cristina Gallo. Nei giorni dei suoi funerali sarà lutto cittadino. Per prima aveva denunciato i clamorosi ritardi nella consegna degli esami istologici a Trapani. 10 i medici indagati, uno scandalo che ora dà il via alle denunce della politica. Palermo sempre più intricata la vicenda dello stupro al Foro Italico. Per una precedente violenza sulla stessa vittima saranno processati 2 minori e dopo le nuove intercettazioni di Asia Vitale i 7 giovani già condannati chiederanno la revisione del processo. Domenica allo stop alle ricerche di Marianna Bello, ritrovati alcuni oggetti personali, ma il corpo della donna è ancora irreperibile. Il sindaco chiede lo stato di calamità. A Palermo nuova incursione vandalica nel centro Padre Nostro fondato da Don Pino Puglisi. 2 danneggiamenti in 24 ore. Adesso dalla struttura chiedono una reazione da parte delle istituzioni. Regione, lunedì a Palermo vertice di maggioranza convocato da Schifani. Con i voti segreti bocciate decine di variazioni di bilancio. Spaccato il centrodestra, il governatore punta a ricucire. Catania, via Playa cambia look, in arrivo marciapiedi ampliati, nuove piazzole di sosta, verde e impianti di illuminazione. Il tutto previsto nel decreto Caivano per il quartiere San Cristoforo. E poi il calcio, Serie C, il Catania domani in campo a Giuliano. Oggi la rifinitura in Campania con la squadra, anche Rolfini e Aloi. Dunque, ben trovati. La notizia della morte della professoressa Maria Cristina Gallo ha gettato nello sconforto l'intera comunità di Mazara del Vallo. Grazie al suo coraggio e alla sua denuncia è stato scoperto lo scandalo dei ritardi nella refertazione degli esami istologici all'ASP di Trapani. Domani l'ultimo saluto alla donna a Mazara, sarà lutto cittadino. Laura Spanò. Addio, la professoressa di Mazara, Maria Cristina Gallo, 56 anni, fu lei che denunciò i ritardi negli esami istologici all'ASP di Trapani, che portò alle dimissioni dell'allora commissario Ferdinando Croce. Quando arrivò il referto che la riguardava, ben 8 mesi dopo la biopsia, quegli esami evidenziarono metastasi diffuse. Grazie al suo esposto è scaturita un'inchiesta della Procura di Trapani, ancora pendente. 19 sono gli indagati, 17 i capi di imputazione. L'inchiesta riguarda i ritardi nella refertazione di oltre 3.300 esami istologici che hanno portato a 352 diagnosi di tumore tardive. La professoressa Gallo è diventata suo malgrado simbolo di mala sanità. Pochi mesi prima di morire aveva inviato un messaggio al deputato di Forza Italia Giorgio Mulè che fece diventare un caso politico la vicenda. Speriamo, scriveva la prof, tutto questo possa servire a cambiare le cose per i nostri figli e per chi non ha voce. Maria Cristina però non chiedeva vendetta, voleva solo giustizia. I funerali domani alle 10:30 in cattedrale. Sono tanti i messaggi di cordoglio e di condanne che arrivano dalla politica. È una storia che ti fa vergognare di essere italiano, dice Calenda, leader di Azione. Ha combattuto contro l'indifferenza e i ritardi, contro quel rimpallo di responsabilità che uccide più della stessa malattia, scrive Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva. Il deputato del Movimento 5 Stelle, Daniela Morfin, ricorda invece il suo coraggio di denunciare. E adesso andiamo a Palermo, torniamo a parlare di Asia Vitale perché aveva già denunciato prima dello stupro del Foro Italico altri 2 giovani, sempre per violenza sessuale. Ora sono stati rinviati a giudizio. Marco Gullà. Ancora una volta il nome di Asia Vitale viene legato ad abusi e tentativi di stupro. È sempre il Foro Italico, ma non il cantiere abbandonato dove nella notte tra il 6 e il 7 luglio del 2023 Asia Vitale denunciò di essere stata stuprata da 7 ragazzi. Stavolta il punto è diverso. La Procura per i minorenni ha chiuso l'inchiesta nei confronti di 2 adolescenti, Samuele e Melo, che all'epoca dei fatti avevano 15 anni e 17. La ragazza, oggi 21enne, infatti, quando aveva parlato dello stupro del 7 luglio
luglio aveva raccontato anche un episodio precedente dicendo di essere stata avvicinata dai due e poi costretta a subire abusi e sempre nella stessa zona della città. I due ragazzi andranno a processo e si tratta del terzo processo per stupro che vede la donna come vittima di abusi, un fatto che si aggiunge alle ultime rivelazioni carpite ad Asia Vitale di nascosto mentre parlava al telefono con il conduttore di un podcast locale. La ragazza avrebbe affermato di essere stata consenziente durante quella sera di luglio, ma ha poi smentito categoricamente di avere fatto quelle rivelazioni al conduttore. Smentite su smentite fino alla denuncia per aver inseguito con un coltello il fidanzato. Ultime ore di speranza a Favara, domenica lo stop alle ricerche di Marianna Bello. Ritrovati alcuni oggetti personali, ma il corpo della donna è ancora irreperibile. Il sindaco chiede lo stato di calamità. Davide Sarto. Ore decisive a Favara per ritrovare il corpo di Marianna Bello. Le ricerche, ormai agli sgoccioli, si concluderanno domenica. La città attende una risposta. Vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile al lavoro senza sosta. I cani molecolari dei carabinieri di Firenze, due pastori tedeschi specializzati nella ricerca di cadaveri, hanno setacciato ogni angolo. Controllate le condotte fognarie, le campagne, le vasche di raccolta e i pozzetti più nascosti. Tutto passato al setaccio. Nei giorni scorsi sono stati ritrovati alcuni oggetti appartenenti alla donna, una borsa, una scarpa e il suo telefono cellulare, indizi preziosi che però non hanno ancora portato al ritrovamento del corpo. In mare, le motovedette della Guardia Costiera continuano a perlustrare le acque da Realmonte fino a Licata. Un fronte vastissimo, battuto metro dopo metro. Il sindaco Antonio Palumbo segue ogni giorno da vicino le operazioni e ha chiesto alla Regione il riconoscimento dello stato di calamità per i danni del maltempo che hanno rallentato le ricerche. Domenica lo stop alle operazioni, poi resteranno le domande e la speranza di una verità che possa dare finalmente pace a Marianna e alla sua comunità. Nuova incursione nella sede dello Zen del centro Padre Nostro, 2 danneggiamenti in 24 ore e adesso il centro chiede una reazione da parte delle istituzioni. Maglio Viola. Secondo danneggiamento in appena 24 ore per il centro di accoglienza Padre Nostro dello Zen, quartiere di Palermo. Ignoti hanno forzato la porta e danneggiato la struttura dopo essere entrati all'interno. Solo ieri un'altra incursione aveva lasciato dietro di sé diversi danni. Fra ieri e oggi i danni arrecati superano i 2.000 euro, tanto che il presidente Maurizio Artale ha deciso di togliere la porta di servizio e sostituirla con un muro per evitare che gli episodi possano ripetersi con incursioni dall'interno. Ma Artale sottolinea come l'incursione sia anche un segnale forte da parte dei delinquenti che vogliono dire questo è il nostro territorio e dunque manda un messaggio alle istituzioni. Io credo che è arrivato il momento che le istituzioni, lo Stato in tutte le sue declinazioni faccia capire che quello non è il territorio dei malviventi dello Zen, ma è il territorio di Stato e in quanto tale va tutelato, a maggior ragione perché la sede del centro di accoglienza Padre Nostro rappresenta un poco, come dire, tutti i cittadini, anche quelli dello Zen, che non condividono con queste persone assolutamente nulla. Artale è abituato a fronteggiare i vandali. Il centro Padre Nostro ha visto numerosi episodi già nella sua sede originale, quella di Brancaccio. L'appello per una reazione da parte delle istituzioni vale per lo Zen, ma vale anche per tutti i quartieri degradati di Palermo. Armi e droga sottratte alla criminalità, numerosi sequestri delle ultime settimane nel Siracusano. Il questore Pellicone al nostro TG, bisogna fare rete con scuole, famiglie e chiesa. Francesco Aloi. Kalashnikov, mitragliatrici, munizioni. Nelle ultime settimane nel Siracusano i poliziotti hanno fatto diversi sequestri. Armi anche da guerra sottratte alla criminalità. Un motivo di grande soddisfazione vuol dire che l'impegno sia sotto il profilo della prevenzione ma soprattutto della repressione è un impegno che dà i suoi frutti. Le armi circolano sempre di più, anche tra i giovanissimi. La macchina investigativa comunque non si ferma mai. Abbiamo una criminalità che si ha da fare, una criminalità ben organizzata. È evidente che questa capacità dell'organizzazione di procurarsi e di avere a disposizione armi è qualcosa sulla quale soffermarci e far riflettere soprattutto. Ma oltre alle armi, ad essere sempre più diffusa è la droga. Tra gli ultimi sequestri ci sono questi panetti di cocaina, quasi 6 kg
civili che sul mercato avrebbero fruttato più di 600.000 euro. C'è una fortissima domanda di stupefacenti e di droga, tante sono le piazze di spaccio, oltre all'azione di prevenzione e repressione in senso stretto occorre un'azione di più ampio raggio, quindi che deve portare avanti la scuola, le famiglie, la Chiesa, insomma tutti dobbiamo fare rete. L'appello del questore rivolto a tutti è questo: scaricate l'app YouPol, perché facendo segnalazioni con la collaborazione di tutti a vincere è la legalità. E ora una notizia di servizio, perché da lunedì 13 ottobre a venerdì 19 dicembre dalle 21 alle 6, esclusi i giorni festivi, lungo la tangenziale di Catania verranno adottate delle limitazioni al transito per poter eseguire dei lavori. Lo rende noto l'ANAS, spiegando che ci saranno restringimenti su tratti saltuari lungo la carreggiata in direzione Messina tra lo svincolo di Passo Martino e lo svincolo di San Gregorio. E torniamo a Catania, Polizia Municipale e agenti della squadra mobile insieme in piazza Università, dove questa mattina sono stati sequestrati circa 10 mezzi a 2 ruote non omologati. Tra questi non è un risultato rubato. Simona Mazzone. All'indomani dell'ingresso di nuovi 100 vigili urbani al comune di Catania si rinforzano i controlli nel centro storico, un posto di blocco operato da Polizia Municipale e Polizia di Stato per tutti quei mezzi a 2 ruote non conformi. Una decina quelli sequestrati, tra i fermati anche un extracomunitario con un ciclomotore risultato rubato che il giovane a suo dire avrebbe regolarmente acquistato. Stiamo facendo un controllo su quelli che sono questi veicoli che molta gente li considera come biciclette a pedalata assistita. In realtà non lo sono, perché la bicicletta a pedalata assistita è quel veicolo che cammina, cioè si mette in movimento con l'ausilio della forza delle gambe. Questi purtroppo a causa di modifiche o a causa di una sorta di pulsantino che ha una batteria, funzionano anche senza l'ausilio della pedalata e quindi sono a tutti gli effetti da considerare dei motorini elettrici. Per chi trasgredisce le regole? Sequestro del mezzo con confisca. Le multe poi possono essere da 1 a un massimo di 5 in base al tipo di trasgressione. Oltre al sequestro del mezzo, sanzioni per ogni infrazione commessa, dall'assenza di casco e assicurazione alla mancata omologazione del veicolo fino all'alterazione del mezzo. Regione, lunedì a Palermo vertice della maggioranza convocato da Schifani con i voti segreti, bocciate decine di variazioni di bilancio. Spaccato il centrodestra, il governatore punta a ricucire e convoca la giunta per lunedì. Maglio Viola. Sarà un vertice di maggioranza convocato dal presidente della regione Renato Schifani per lunedì pomeriggio a Palazzo d'Orléans ad affrontare lo scontro in atto nel centrodestra siciliano. Il vertice ha il sapore della resa dei conti dopo il giovedì nero vissuto ieri a Stalla d'Ercole. Una giornata di scontri, tranelli, vendette trasversali e spaccature. Alla fine, poco dopo le 22, l'Ars ha approvato una finanziaria quoter falcidiata. 17 gli articoli bocciati, fra cui il finanziamento al film su Biagio Conte, i contributi all'editoria, i laghetti aziendali per gli agricoltori contro la siccità, i contributi per il rientro in Sud Working dei siciliani che lavorano per aziende del nord. Salva la stabilizzazione dei lavoratori dei consorzi di bonifica, l'IPAB di Paternò, l'esenzione dai canoni irrigui, i fondi per gli scavi archeologici. Ma la maggioranza si è spaccata trasversalmente. In aula Fratelli d'Italia, Autonomisti e Sud Chiama Nord, insieme alle opposizioni, fuori Lega, Forza Italia e DC, rientrati solo per il voto finale. Tenta di spegnere l'incendio scoppiato nella coalizione del presidente dell'Ars Gaetano Galvagno, che con un lungo post oggi nega di aver litigato con Schifani, al quale rinnova stima e affetto, ma manda frecciate all'assessore Alessandro Dagnino e all'ex meloniano, oggi azzurro, Marco Intravaia. All'indomani del naufragio della manovra la situazione resta tesa e le accuse di tradimento volano da una parte all'altra del centrodestra. Davanti ci sono 3 giorni per stemperare gli animi in vista del vertice di maggioranza di lunedì. A Messina si avvia alla conclusione la settimana della sicurezza, testata la capacità di risposta del sistema di emergenza in caso di terremoto. Francesco Triolo. La simulazione di un terremoto del 6° grado è stata l'ultima esercitazione prevista a Messina nell'ambito della settimana della sicurezza. L'iniziativa formativa e addestrativa rivolta ai cittadini e alle forze di intervento per testare la capacità di risposta operativa del sistema locale in caso di emergenza sismica, testando anche l'efficienza delle procedure, delle attrezzature e la cooperazione tra le diverse strutture coinvolte.
Questa è una delle zone di ammassamento previste in caso di emergenza. Qui si dovrà ritrovare la popolazione se dovesse accadere un terremoto, ad esempio del 6.3, come è stato ipotizzato in questo caso. Qui siamo nello stand dei Vigili del Fuoco con questo corridoio di decontaminazione che viene utilizzato nel caso in cui dovesse esserci una zona contaminata e quindi è necessario indossare ad esempio una tuta come quella gialla. Insomma, ci sono tutti degli standard, dei protocolli che si devono seguire e che la cittadinanza deve conoscere nell'eventualità di una catastrofe. Quindi in questo momento lei sta visualizzando una mappa di geolocalizzazione dei portatili in VHF, che ovviamente qui in questo momento sono tutti qui i portatili, però quando andranno in dispersione localizzeranno la loro posizione. Dopodiché abbiamo le immagini del drone, c'è il pilota in questo momento che sta facendo una panoramica del campo, e quindi siamo in grado di trasmettere le immagini in tempo reale anche in una postazione remota. Una settimana che ha visto diverse esercitazioni, come quella forse una delle più spettacolari dell'incidente al porto con feriti su un bus di croceristi e la risposta del sistema d'emergenza. A Catania, grazie a un finanziamento del governo previsto dal decreto Caivano, il quartiere di San Cristoforo sarà riqualificato a partire da gennaio. In particolare il rinnovamento riguarderà Via Playa, la strada che dal cuore della città conduce al mare. Simona Mazzone. Come resta non fanno niente nulla. Sbuttando un anno sembra così è stato. Chi vive qui è ancora incredulo, eppure il progetto esecutivo di rigenerazione urbana del quartiere San Cristoforo esiste. Finanziato dal governo nazionale nell'ambito del decreto Caivano. La gara d'appalto si terrà a novembre, i lavori cominceranno a gennaio. Sarà una boccata d'ossigeno per residenti e commercianti. Diamo un valore a questo bellissimo quartiere, a questo centro storico e soprattutto anche per noi commercianti. Da quanto tempo non si interveniva in questa zona? Ma qua da almeno 30 anni, da quando ne so io. Ma anche per i molti turisti che affollano in B&B, e sono tanti della zona che alloggiano qui per raggiungere la playa. Siamo solo di passaggio in realtà, però stiamo provando ad andare al mare. I marciapiedi verranno ampliati e realizzate piazzole di sosta e poi nuovi arredi urbani, verde e impianti di illuminazione. Dov'è il marciapiede? Qua, all'angolo nuovo, dalle asse. Riqualificheranno la zona? Buona, è una cosa buona. Più che altro per i bambini per andare a scuola. Così non si rompono quando camminano. L'intervento interessa l'intero tratto compreso tra via Plebiscito e piazza Caduti del Mare. Qui i residenti hanno raccolto le quote e hanno provveduto da soli in passato a sistemare parte di quella che i catanesi chiamano tornicello. Siamo noi del popolo, diciamo del quartiere, ci stiamo impegnando a sistemare la piazza. Quando riguarda che abbiamo speso dei soldi di tasca nostra per sistemare diciamo tutto il resto. Che cos'è che realmente non va qui? Non funziona niente, perché forse siamo in un quartiere come San Cristoforo. Da bene confiscato a centro di servizi per il cittadino a Palermo oggi al CEP inaugurato uno spazio che avrà diverse funzioni. La Galla, siamo vicini al cittadino. Marco Gullà. È nato oggi a Palermo, all'interno di un bene confiscato alla mafia, in via Besio, al CEP, una nuova struttura con 3 importanti servizi a favore della cittadinanza, una portineria di comunità, un centro delle politiche giovanili e uno sportello sanitario, un presidio civico e un esempio concreto di innovazione sociale. Un ulteriore tassello appunto importante di avvicinamento dell'istituzione comunale intesa come fattore di supporto e di aiuto al cittadino. Stiamo cercando faticosamente di recuperare un rapporto tra la città e l'istituzione comunale, dimostrando che quest'ultima si immedesima nei problemi dei cittadini e cerca di risolverli con i tempi della pubblica amministrazione e i cittadini che richiedono qualità dei servizi. Amalgamare le istituzioni alla cittadinanza e alla comunità delle realtà periferiche, l'obiettivo di uno spazio come quello inaugurato stamattina. La portineria di comunità è un nome, una denominazione icastica che in qualche modo dà e rende il concetto di servizio.
Ad Acireale dal 16 al 19 ottobre ritorna I colori del gusto, la rassegna promossa dal Comune con l'assessorato regionale al turismo. Vedrà il centro storico della città barocca trasformarsi in una grande cucina a cielo aperto. Angoli show cooking con chef stellati e rinomati e degustazioni. Il servizio. Un incontro tra eccellenze siciliane per un appuntamento ormai imperdibile. Ad Acireale, in Piazza Duomo, dopo il successo dello scorso anno, ritorna I colori del gusto dal 16 al 19 ottobre. La rassegna, promossa dal Comune con l'assessorato regionale al turismo, vedrà il centro storico della città barocca trasformarsi in una grande cucina a cielo aperto, con angoli show cooking e chef stellati e rinomati. Ci saranno appunto tante attività di degustazione, tanti show cooking, si parlerà appunto dei prodotti tipici siciliani, dell'olio, del vino, di quello che effettivamente la Sicilia produce e produce PIL, quindi ricchezza. Un programma ricchissimo, chef e pizzaioli riconosciuti nel panorama internazionale, pronti a raccontare la Sicilia attraverso i loro piatti, masterclass su vino, olio e birra, a cura dell'Associazione Italiana Sommelier, per un viaggio sensoriale unico, degustazioni e poi il convegno Dalla terra alla tavola, modelli sostenibili per le eccellenze agroalimentari del territorio, con al centro 3 protagonisti della tradizione siciliana: formaggio, olio e vino. Un appuntamento che unisce gusto, cultura e innovazione. E adesso una pausa, TG Sicilia torna tra pochissimo. Bentornati al TG Sicilia, siamo al calcio, la rifinitura del Catania in Campania per affrontare al meglio la trasferta di Giuliano. Il tecnico Mimmo Toscano può contare sul recupero di diversi giocatori e la rosa ampia può essere un vantaggio per i rossazzurri. Francesco Triolo. La testa al Giuliano, nulla di altro né alla Salernitana né al Benevento che verranno. Il Catania da oggi in Campania per preparare la sfida di domani. Una partenza anticipata per permettere al gruppo di smaltire le fatiche del viaggio. La rifinitura darà a Mimmo Toscano la possibilità di valutare al meglio la condizione di diversi giocatori, ma il tecnico già sorride perché ha recuperato quasi tutti gli infortunati e potrà contare anche ad esempio su Aloy e Rolfini. Quest'ultimo non era mai stato convocato. Una ampia possibilità di scelta che Toscano ha evidenziato nel presentare il match di domani. Noi abbiamo dimostrato che quando siamo stati forti in panchina abbiamo vinto le partite, che vuol dire che tutti sono coinvolti, che tutti vogliono determinare, che in partite che magari devi alzare il livello e continuare a tenere alto il livello della partita l'hanno fatto. Le partite si vincono là, con i 16 calciatori, e oggi questa squadra sta dimostrando che c'è da quel punto di vista. Poi ci sono strategie che difendi a 4, come domenica in certe situazioni abbiamo difeso a 4 poi a 5 con un blocco basso, che difendi a 3, se ti puoi rischiare qualcosa in avanti, dipende tanto dall'approccio, dall'atteggiamento e quanto voglia ci mette per vincere la partita. Il tecnico ha anche sottolineato come alcuni giocatori possono garantire anche più opzioni tattiche. Lunetta ad esempio può ricoprire diverse zone del campo e giocare anche da punta centrale. La difesa può essere a 3, a 4, a 5. In base alle situazioni il recupero degli infortunati garantisce maggiori opzioni. E adesso una pausa, tra poco per altri aggiornamenti. E per questa edizione nessun altro aggiornamento, grazie per averci seguito e buona serata.